Le macchie di sangue copiose sono ancora visibili a terra e sul muro. Attimi di paura e follia nel cuore della notte, quando una violenta lite è scoppiata nel centralissimo quartiere latino a Treviso. Protagonisti della vicenda, un uomo rimasto ferito e una donna di origini polacche denunciata per averlo preso a coltellate. La situazione è degenerata verso le 2 del mattino in una palazzina in via San Pangrazio, quando un 48enne ha aggredito il suo vicino, un 38enne operaio edile, con un coltello da cucina durante una discussione per la musica troppo alta. I dissidi di vicinato durano da almeno 1 anno e mezzo. Ma perché l'ha fatto secondo lei? Perché forse avevo un po' di musica a casa mia. Lei è uscita fuori dal suo appartamento gridando. Che problema è? Sono stato zitto la prima volta, la seconda, la terza, dopo ho aperto, lei pure ha aperto ed è entrata e mi ha coltellato. Dove? Coltellato qua, E dopo? qua mi ha tagliato mezzo dito. Fortunatamente Alex ha riportato ferite non gravi, i fendenti non hanno colpito organi vitali, quasi per un miracolo. Neanche mi sono difeso, non me l'aspettavo. Con un coltello da cucina? Sì, più o meno era... Solo la lama era 25 centimetri. Secondo la versione dell'operaio, il volume della musica non era elevato poiché stava svolgendo le pulizie domestiche. L'uomo è stato accompagnato in ospedale e dimesso con una prognosi inferiore ai 20 giorni. Completamente opposta alla versione di Irene, residente da tempo in Italia. Ho sferrato più fendenti, colpendo il vicino al fianco e alla mano mentre tentavo di difendermi. Alta, musica alta, forte. Usciva, sbatteva la porta, voleva entrare dentro la porta, io a un certo punto non ce l'ho fatta, sono uscita. Voleva entrare da lei? Sì, ha fatto un buco nella porta, ha rotto. Sono uscita fuori con coltello perché non lo so, perché lui di solito di notte non sai cosa ha in mano questo. E mi sono difesa, l'ho graffiato un po', spaventarlo volevo. Lei sostiene che sia difesa? Sì, assolutamente, ho fatto per legittima difesa. Le autorità hanno sequestrato il coltello utilizzato e la donna è stata denunciata. La sua posizione è al vaglio delle autorità giudiziarie.